Ben ritrovati cari amici nel nostro appuntamento con Radio Chef. Allora anche oggi siamo pronti per un'altra puntata ricca di curiosità ma anche di opportunità di scoprire che cosa ci aspetta in Friuli Venezia Giulia in questi giorni, settimana di Ferragosto, quindi settimana top dell'estate, e la nostra regione ci offre veramente tanto per tutti i gusti. Chi ama passeggiare in montagna ovviamente ha tantissime opportunità sui monti della regione, ma anche appuntamenti da non perdere. Tra l'altro questo prossimo fine settimana inizia anche il weekend di Baite Aperte, quindi potete fare un salto in Val Bartolo per scoprire questa festa dei prodotti locali presentati in questa bellissima vallata, un'occasione unica veramente per viverla e assaggiare i prodotti della montagna. Oppure ancora potete scegliere il nostro mare, quindi da Trieste a Muggia, dove c'era il carnevale estivo con tutti i suoi appuntamenti e le suggestioni, il mare ovviamente, ma anche Trieste e tutta la sua costa, e infine Lignano e Grado, che ci offrono tantissime opportunità e appuntamenti anche da gustare in questo fine settimana e in questa settimana di agosto. Ma non solo, perché agosto è ancora lungo e poi, come sapete, questo è il periodo dell'anno anche più denso di appuntamenti dove scoprire i prodotti del nostro territorio. Come sempre lo farete insieme a noi di Radio.0. Allora noi siamo pronti per il primo appuntamento che scopriamo oggi con Maria. Vediamo un po' dove ci porta e soprattutto di cosa parliamo. Eh sì, Barbara, siamo curiosissimi di andare a scoprire anche il nostro territorio attraverso i suoi prodotti, ma come facciamo sempre con Promoturismo Friuli Venezia Giulia, attraverso i suoi eventi. Oggi abbiamo un ospite speciale che ci parla soprattutto da una location molto speciale. Tra poco ve la mostro anche in diretta video. Do subito il benvenuto a Mauro Bernecic dell'Associazione per il Turismo Agricolo e titolare dell'ortofrutticola Medea. Ciao Mauro, buongiorno. Buongiorno, ciao Maria, buongiorno a tutti. Qui ci troviamo a Medea, ovviamente nella mia azienda. L'azienda ha una superficie di 25 ettari, un blocco unico, e noi siamo specializzati ovviamente nel settore dell'ortofrutta, come dice Ortofrutticola Medea. Poi abbiamo il brand del vino che abbiamo dato un nominativo Terre di Trincea, un nome un po' forte, ma siccome qui siamo ai piedi del Colle di Medea, che è patrimonio proprio per la Rapacis Mundi, poi siamo ricchi di trincee della prima guerra mondiale, quindi abbiamo scelto questo nome da dare al brand del vino, in poche parole. Ve lo dicevo che eravamo in una location meravigliosa, e prima di passare anche a parlare dell'evento che voi state portando avanti, che si chiama, intanto lo anticipo, I gusti di casa nostra, cibo, esperienze, territorio, ci sposteremo dalla tua Medea vicino al mare di Lignano. Volevo parlare intanto dell'Associazione per il Turismo Agricolo. Per chi non la conoscesse, cos'è e cosa fa? Allora, l'Associazione per il Turismo Agricolo nasce da un'idea mia assieme a altri 3 colleghi agricoltori nel 2019, da creare praticamente un'associazione no profit per portare proprio il territorio, quindi portare il cibo di tutte le aziende e portarla direttamente in piazza. Noi abbiamo iniziato a fare delle manifestazioni su Trieste, praticamente in tutta la città di Trieste, assieme a proprio il comune, infatti siamo patrocinati anche dal comune di Trieste. Poi da quest'anno, dal 2023 per dire la verità, siamo stati accreditati anche l'associazione, non solo le aziende, dal marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, e da quest'anno abbiamo iniziato una collaborazione anche con altri comuni, tra cui il comune di Lignano e altri, ecco. E torneremo a parlare. Porta avanti un proprio business core da far conoscere proprio le aziende del Friuli Venezia Giulia e tutti i prodotti quali abbiamo. Dici benissimo, prodotti autentici del nostro Friuli Venezia Giulia, ma prima di parlarne più nel dettaglio e tornare a parlare dell'evento, voglio andare a scoprire la ricetta del giorno qui a Radio Chef. Barbara, cosa ci propongono i nostri ascoltatori oggi? Beh, oggi abbiamo una ricetta dolce e perfetta con quelli che sono i sapori, insomma, del momento. Una torta al cacao con crema al cocco, ce l'ha proposta Maria Teresa Poles di Fontana Fredda, e una torta per 8 persone. Vi servirà uno stampo circa di 24 cm di diametro e come ingredienti 180 g di farina, 170 g di zucchero, 4 uova,
un bicchiere, 120 millilitri di olio di semi, 40 grammi di cacao amaro. Per la crema 250 millilitri di latte, 30 grammi di farina, 50 di zucchero, 40 grammi di cocco grattugiato. Preparate il vostro impasto aggiungendo anche una bustina di lievito, versate la metà sullo stampo che si cuocerà a 180 gradi per 20 minuti. Poi andrete a amalgamare tutti gli ingredienti e preparare questa crema che aggiungerete appunto partendo dai bordi. Si rimette a cuocere per altri 25 minuti a 180 gradi. Dopodiché la vostra torta con questa crema al cocco e al cioccolato è pronta e potete gustarvela, diciamo, mischiando questi due gusti molto particolari e con un tocco d'estate. Ma torniamo di nuovo a parlare di prodotti e restituisco la linea a Maria per scoprire ancora cosa c'è da raccontare. E ritorniamo quindi con Mauro Bernecic al nostro evento I gusti di casa nostra, cibo, esperienze, territorio. Ci sono già stati tanti appuntamenti in questa estate 2024, ma ce ne sono ancora 2 per i tanti curiosi che volessero assaggiare, degustare e acquistare anche i prodotti più autentici, come dicevamo prima Mauro, del nostro territorio. Come si svolgono questi appuntamenti? Allora, questi appuntamenti qui li abbiamo creati praticamente in collaborazione con il comune di Lignano e proprio con il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia. Quest'anno è la prima esperienza che siamo riusciti a fare ovviamente su Lignano. Siamo partiti un po' tardi per un po' di problemi da trovare le aziende, un po' di problemi burocratici. Comune di Lignano, tra l'altro anche l'assessore è stato meraviglioso perché si è data da fare moltissima, tra cui anche molti ristoratori che sono dati da fare proprio per creare questo. Assieme all'associazione abbiamo creato quindi in Parco Hemingway, praticamente ci sono 12 aziende tutte marchiate Io sono Friuli Venezia Giulia, che espongono i prodotti ogni 15 giorni, il giovedì mattina dalle 8 di mattina fino alle ore 13, dove tutti i cittadini di Lignano, turisti e ristoratori vengono lì a visitarci, fanno la spesa, acquistano prodotti, dove viene spiegato a loro ovviamente ogni tipologia di azienda, perché ogni azienda è differenziata per il suo prodotto e per la sua grandezza e per le sue persone ovviamente che ne fanno parte. È vero, bellissimo anche questo, la possibilità proprio di incontrare chi crea questi prodotti, chi li porta avanti e chi li cura alla perfezione. E di prodotti torniamo a parlare tra pochissimo, perché ci immergiamo e naturalmente andiamo a degustare, a fare la nostra degustazione virtuale anche insieme a Mauro. Allora, prima della degustazione abbiamo anche citato Lignano, il mare, l'estate, sicuramente un appuntamento, anzi un periodo un po' stressante per i nostri capelli, e allora vi daremo la ricetta di un elisir dedicato proprio alla salute della nostra chioma. Una ricetta che ha delle proprietà benefiche. Per prepararla vi servirà, poi vi racconto un po' perché vi aiuta, vi servirà un melograno, una tazza di lamponi, mezza banana, una manciata di spinaci, un cucchiaio di semi di lino. Spremerete il melograno, lo unirete nel frullatore ai lamponi e alla banana. Aggiungerete i semi di lino, gli spinaci e andrete a frullare il tutto. In questa ricetta le proprietà benefiche dei lamponi, che contengono la vitamina B7, indispensabile per permettere al nostro organismo di beneficiare dell'acido folico, responsabile del benessere di unghie e capelli, si aggiungono a quelli dei semi di lino, ricchissimi di acidi grassi omega 3 che, oltre a garantirci una chioma lucente, costituiscono un valido aiuto anche contro cistite, ad esempio, e stipsi, e quindi potete avere la cura, insomma, della vostra chioma ai capelli, unghie e pelle, poi anche stare meglio in tutti i sensi, soprattutto d'estate, dove questi disturbi si manifestano di più. Ma più tardi vi parleremo ancora una volta dei benefici della frutta. Rimanete con noi in questa puntata, invece adesso andiamo a degustare con Maria. Barbara, quindi ritorniamo a Medea, perché con Mauro vi avevo anticipato, vogliamo andare a scoprire i prodotti che vengono portati avanti in questi appuntamenti, e non solo, perché ce ne sono tantissimi durante l'anno, vero Mauro? Sì, assolutamente. Allora, innanzitutto noi come appuntamenti ne facciamo praticamente quasi 90 manifestazioni al mese, l'80% lo sviluppiamo su Trieste, su tutta Trieste.
Voi andate sul nostro Facebook Ortofrutticola Medea, trovate la lista di tutti i mercati dove facciamo, praticamente dove trovate tutti proprio gli agricoltori che spiegano e portano i loro prodotti. A Lignano in particolare ci sono delle aziende nuove ovviamente che sono entrate a far parte anche dell'associazione. Abbiamo ovviamente le aziende fondatrici che sono Ortofrutticola Medea, la società agricola Frate ovviamente che fa latticini, fa mozzarelle, ricotte, stracchini, via dicendo. Abbiamo l'azienda del miele che è l'azienda Dreosti, abbiamo l'azienda che fa l'olio d'oliva extravergine di oliva che è la Corte Tomasin, abbiamo delle persone speciali che fanno delle gubane artigianali l'azienda si chiama Giuditta Teresa. Poi abbiamo un'azienda che fa solamente gelato che si chiama Missione Gelato. Abbiamo un'azienda che fa spiriti, quindi liquori, grappe, che è Pagura, e poi abbiamo tutte le aziende vitivinicole che sono da Brumat, ovviamente, che è qui a Medea assieme a noi, c'è l'azienda Paradis, l'azienda 30, l'azienda Arcania, e ecco, tutte queste aziende qua ovviamente le trovate sia a Lignano e una parte le trovate ovviamente a Trieste. Beh, una bellissima esperienza tutta da vivere con i prodotti del nostro Friuli Venezia Giulia, squadra che vince non si cambia, quindi noi, Mauro Bernecic, ci rivediamo direttamente nei prossimi appuntamenti tra Lignano e Trieste, e poi possiamo venire a trovarti anche nella tua bellissima Medea, dove continua anche il periodo, ci si prepara il periodo della vendemmia, quindi sarà un periodo bello intenso. Voi seguite ancora l'Associazione per il Turismo Agricolo e l'Ortofrutticola di Medea. Grazie Mauro, buon lavoro e buoni prodotti del Friuli Venezia Giulia a tutti. Assolutamente sì, ti ringrazio, ti dico solamente una chicca, noi adesso stiamo facendo in azienda proprio anche un grande investimento, poi dopo ovviamente saranno tutti invitati perché stiamo facendo l'agriturismo nuovo, stiamo facendo la cantina nuova con sala degustazione, spaccio, e quindi saranno tutti invitati. Benissimo, non mancheremo assolutamente a questo appuntamento, e invece vi avevo promesso che avremmo parlato di frutta. Sappiamo che questo è il momento dell'anno più ricco da questo punto di vista, e allora noi siamo pronti per portarvi a scoprire la frutta d'estate, come proporla e perché sceglierla, insomma quali sono poi i frutti più adatti a questi giorni, perché siamo andati da Bosco nel reparto frutta per farci ispirare. Cari amici, ben ritrovati in questo venerdì tra Ferragosto e il fine settimana di agosto, insomma più caldo e atteso dell'anno. Parliamo di frutta perché è certamente la cosa più fresca da portarci dietro in spiaggia, in montagna o anche a casa per delle merende salutari. Ma qual è la frutta di questo periodo dell'anno che appunto dal punto di vista della natura e i suoi ritmi è quello più ricco? Beh, partiamo dai lamponi, dolcissimi ma anche ricchi di vitamina C. Molti alcuni fortunati insomma li possono raccogliere direttamente nei boschi. Sappiate che fanno molto bene per il nostro sistema immunitario, ma contengono anche potassio e fibre utili per questo periodo dell'anno così intenso, sono ottimi per la salute del cuore, la pressione sanguigna e la regolarità intestinale. Anche questo non è male in questo momento dell'anno. Gli esperti suggeriscono sempre di includerne alcuni nella frutta quotidiana, cercando di raggiungere sempre almeno 2 porzioni di frutta al giorno. Ma come li possiamo mangiare in un modo originale? Beh, un suggerimento potrebbe essere quello di preparare magari un risotto con i lamponi inseriti in ad esempio potreste prendere spunto da fragole e champagne e fare la vostra versione con i lamponi. E poi i boschi in questo periodo dell'anno rigogliosissimi ci regalano anche more e mirtilli in montagna, ma non solo, sono dei frutti apprezzatissimi. Chi non ama andare a raccogliere le more o non ha mai provato un'esperienza veramente unica, anche quelle selvatiche sono molto buone. Poi ci sono ovviamente i mirtilli. Beh, questi si possono assolutamente proporre in tanti modi, si possono mangiare freschi, si possono mettere nello yogurt, si possono spremere o frullare o preparare degli ottimi sorbetti di mora e di mirtilli, oppure salse e condimenti da abbinare anche a dolci, ma non solo, anche ai salati, come ad esempio alcuni
alcuni piatti di carne di selvaggina. Infine, prune e susine non possono mancare in questo periodo dell'anno, piene di fibre e vitamine e soprattutto un per la regolarità intestinale nei cambi di stagione quando fa molto caldo. E poi sta per arrivare la stagione dell'uva. L'uva la possiamo mangiare davvero in tantissimi modi, è ricca di antiossidanti, vitamine e minerali, ha un'alta concentrazione d'acqua e quindi ci aiuta anche a mantenerci ben idratati senza per forza dover bere tantissima acqua. Ma quanti tipi di uve esistono e quali possiamo scegliere? Ce ne sono tantissimi, ma vi voglio parlare anche di alcuni tipi di uva. Per esempio l'uva orsina, nota come uva spina, queste piccole bacche di dimensioni ridotte e appunto color rosso, si usa per preparare integratori e fitoterapici, utilissima proprio per le sue proprietà diuretiche, cioè aiuta il nostro corpo a eliminare i liquidi in eccesso. E poi l'uva fragola, il suo periodo è proprio questo, così buona, gustosa, la si può gustare davvero in tantissime ricette, un sapore molto dolce, piace davvero a tutti, anche ai più piccoli. E infine è l'uva passita, che si ottiene dall'essiccazione dei chicchi ed è famosa perché si può usare in tante ricette. In questo periodo vi suggerisco di utilizzarla per delle ottime insalatone con l'uva passita, magari qualche noce e poi un po' di insalata verde. Tempo anche di fichi d'India, questi frutti così tipici di questo periodo del sud Italia. Il loro interno è dolce e tenero e hanno tantissime proprietà come ad esempio fibre, sali minerali, antiossidanti, caratteristiche che le rendono veri e propri alleati della nostra salute. Ma una piccola nota sulla loro conservazione, perché è importante consumarli in fretta, possono essere conservati in frigorifero per prolungare la freschezza oppure ripuliti dalle spine e messi in carta assorbente in un sacchetto di plastica perforato per allungarne un po' la vita. Ebbene, questi sono i frutti che vi suggeriamo oggi, però mi raccomando, la frutta insomma è versatile, si può servire in tanti modi, non fatela mancare sulla vostra tavola, soprattutto in questo periodo, anche per delle ottime merende. Dove venirla a trovare? Per esempio qui ai supermercati Bosco, dove vi aspetta un'ampia varietà di frutta e tante offerte. Non mancate proprio di portare la frutta in tavola, perché questo è il momento migliore per farlo, come ci ricordava bene Barbara, e lo è ancora meglio se la trattate molto bene, cioè tagliate tutto nel modo giusto, la portate in tavola nel modo migliore con le ricette che vi abbiamo proposto anche e con l'aiuto della filatura di Aufila Utensili Natisone, che trovate sulla strada Cividale Peroleis nella zona artigianale di Leproso di Premariacco. Io, come vi dico sempre, è più facile trovarlo che dirvi dove si trova, anche perché potete portare i vostri utensili a nuova vita, così dalla cucina fino alla gastronomia, come parlavamo, per hobbistica, casa, la ristorazione, insomma un po' per tutti, anche per lavori un po' più specifici vi potete rivolgere direttamente a loro per non farvi mancare proprio nulla. Per un'idea intanto potete andare sul sito affilautensili.com. E invece noi dalla frutta di stagione ci spostiamo agli eventi anche nell'oltreconfine. Ne abbiamo parlato del mare, ci sposteremo poi in montagna, ma non manca anche la Carinzia di accompagnarci con gustosissimi e interessantissimi eventi. Infatti parliamo già di settembre, così vi anticipiamo un po' anche quello che succederà. Ogni anno a settembre al Connubio del Buon Gusto si danno appuntamento numerosi chef ospiti dell'area Alpe Adria e cuochi d'eccellenza della scena locale. Infatti proprio Mein Sonntag, la rivista di viaggi ed enogastronomia della Carinzia, ci propone qualche consiglio. C'è Klagenfurt, un luogo amatissimo anche da tutti gli amici del Friuli Venezia Giulia, che accoglie piccoli eventi culinari raffinati come una lunga collana gastronomica di perle d'eccellenza. I locali del centro riscoprono infatti ricette regionali, creando piatti che rappresentano le basi della cucina di quest'area. Il segreto del successo qual è? Il mix di eventi gastronomici, quali ad esempio la Festa del Vino della Carinzia, che si terrà dal 5 al 7 settembre nella Osterwitzgasse di Klagenfurt, oppure la Festa dell'Alpenadria il 7 settembre nella località di Moosburg. Poi c'è la Genussmeile, cioè la miglia del buon gusto, dal 19 al 21 settembre nel centro storico di Klagenfurt, dove produttori selezionati dal Friuli, dal Veneto, dalla Carinzia, dalla Stiria e dalla Slovenia presenteranno i loro prodotti. Quindi una grande famiglia che si unisce per mostrare e far gustare le bontà del territorio. Gran finale, l'Alpenadria Genusstisch, il tavolozzo Alpe Adria sul mercato Benedict
Benediktiner Markt, dove 9 esperti di gastronomia del mercato serviranno menù di 9 portate. Trovate tutte le informazioni sul sito visitklagenfurt.at, c'è anche tutta la parte in italiano con un bel video e delle belle ricette tutte da scoprire. E poi, per saperne di più anche sugli eventi di questo periodo, potete andare sul sito meinzontag.at e dare un'occhiata, insomma, a tutto quello che vi piace, tutto quello che potete gustare. A me piace tantissimo scoprire gli eventi e scoprire i luoghi del territorio attraverso questi eventi e soprattutto i piatti, vero Barbara? Assolutamente, sono d'accordo con te Maria, è un'opportunità veramente unica questa. E io invece a proposito di montagna e freschezza voglio proprio andare a Sappada, che in questi giorni ovviamente offre il meglio di sé, un po' un rifugio diciamo dalla calura cittadina, ma anche l'opportunità di approfittare per tante belle passeggiate. E quindi quando volete poi fare una pausa da dedicarvi in relax ai piaceri insomma della cucina, soprattutto della cucina sappadina, dei prodotti del territorio, allora fatelo anche con un tocco di eleganza e di costume nel ristorante Baita Pista Nera, alla fine di quella che è d'estate la Pista Nera, ma che è un punto insomma di passeggiate e facile da raggiungere anche durante questa bella stagione. Proprio per una pausa vi lascerete deliziare dalla lunga tradizione proprio di Baita Pista Nera con i loro manicaretti, il menù che trovate anche sul sito dedicato a Baita Pista Nera e sui loro social, per essere sempre aggiornati su proposte, piatti, ma anche iniziative e giorni di apertura e chiusura, no Maria? Invece tu a Sappada dove vai di solito? A me piace fare tantissimo passeggiate anche, soprattutto l'estate in montagna secondo me è perfetta proprio per godersela al meglio, godersi la natura al massimo. Abbiamo raccontato prima di raccogliere more e lamponi, ecco, secondo me quella è una delle cose più belle anche di questo periodo. E a me piace prepararmi un panino, avere qualcosa di pronto da portarmi dietro mentre sto passeggiando, e la gastronomia alimentari Cardis è sicuramente ciò che fa al caso nostro. Quando siamo a Sappada passiamo sempre per di lì, anche perché hanno piatti freschissimi, la gastronomia freschissima e poi prodotti anche di Sappada da portare a casa, quindi veramente c'è qualsiasi cosa, formaggi e salumi proprio del nostro territorio, e un panino a questo punto non può veramente proprio mancare. Oppure se avete un appartamentino anche lì potete farvi preparare i piatti freschi e poi portarli a casa dall'antipasto al dolce, quindi più facile di così direi che non si può, li trovate proprio nel cuore di Sappada, non potete sbagliare. Ma direi Barbara che siamo passati un po' ovunque, perché dal mare di Lignano alla pianura, ai bellissimi colli di Medea fino ad arrivare in montagna, direi che per oggi il nostro viaggio finisce qui. Eh sì, che inizi il vostro, anche questo bel fine settimana di agosto, le proposte sono tante, anche un bel periodo dell'anno, vi auguriamo anche di riuscire a rilassarvi un po', e anche se dovete tornare ai soliti ritmi, insomma di trovare dei momenti per godere il piacere dell'estate e magari, perché no, scoprire la nostra regione insieme ai tanti turisti che ci vengono a trovare. Noi vi aspettiamo a settembre con Radio Chef per riprendere un po' il ritmo, esatto, la forma e gli eventi del nostro territorio. Ne avremo da raccontare, ovviamente settembre è sempre un mese molto ricco da questo punto di vista. Quello della ripartenza, dicono, più esatto, come l'inizio dell'anno. Soprattutto di manifestazioni anche nella nostra regione. Quindi vi aspettiamo prestissimo. Intanto buona estate a tutti da Radio Chef. Ciao a tutti. Radio Chef, i gusti dell'estate.